È stato detto in campagna elettorale, era un punto della lista Marchiol, che però era stato sposato dal gruppo De Toni. Piazza Garibaldi andava pedonalizzata e lo faremo adesso. C'è il tempo giusto anche per riflettere con spero, una dovuta serenità questa idea. Dopodiché, visto il periodo di sperimentazione, visto i correttivi che eventualmente potranno essere messi in piedi, si passerà all'intervento vero e proprio dal punto di vista strutturale. La sperimentazione all'incirca quanto è prevista? Si pensava di andare avanti per circa un anno, insomma, su questa cosa. Sorrido perché si parla di sperimentazione, ma io mi ricordo quando l'amministrazione di centrodestra precedente aveva fatto sperimentazioni, tra virgolette, per altre questioni, come ad esempio via Mercato Vecchio. Mi ricordo tutte le critiche della loro opposizione che diceva non sapete prendere le decisioni. È vero che ci saranno questi parcheggi carico-scarico, kiss and go, che dovrebbero essere utilizzati per i genitori, maggiormente per i genitori che poi la mattina e all'ora di pranzo vanno a prendere, a portare i figli dalla scuola Manzoni, però c'è appunto anche lì vedremo la viabilità come reagirà sicuramente, perché io penso che molti si fermeranno un po' in mezzo alla strada, secondo me c'è questo rischio.